Non è certo esagerato affermare che si vuole procedere allo smantellamento dei diritti del lavoro attraverso la certificazione, le clausole compromissorie, l'arbitrato, non nel rispetto delle leggi e dei contratti, ma secondo equità, la limitazione dei lavoratori del sindacato di adire al magistrato del lavoro per dirimere eventuali contenziosi, la limitazione al magistrato del lavoro di intervenire sulla natura dei contenziosi medesimi. Il fatto che il lavoratore, proprio quando è più debole nella sua capacità contrattuale, al momento dell'assunzione, venga sottoposto al ricatto di firmare clausole che ne determineranno il suo futuro lavorativo o rinunciare al lavoro è davvero intollerabile, non solo sindacalmente, ma io penso ancora di più moralmente. Se la legge dovesse passare così come è stata portata in Parlamento, porrà problemi anche a noi. Come evitare il ricatto se assistere o meno il lavoratore nella fase di avvio al lavoro, non accettando nessuna certificazione, mantenendo saldo la bussola del rispetto dei contratti e della legge, quando sai che da quel rifiuto può derivare la mancanza dell'assunzione. Questioni che ci impongono un'attenta riflessione su come gestire una fase decisamente complicata, in cui noi manterremo saldi i principi, ma questo vuol dire concretamente, questo perché vuol dire concretamente evitare uno svilimento della stessa funzione sindacale. Lo dico agli amici di CISL e UIL, che per questa via pagheranno anche loro il prezzo di una marginalizzazione della funzione sindacale nella vita repubblicana e nella vita di questo Paese. L'attacco ai lavoratori alle funzioni del sindacato avviene in un contesto economico e sociale che testimonia il perdurare di una forte crisi sul versante produttivo, di un aggravamento sempre più evidente su quello sociale. L'insieme del settore industriale, nonostante in quest'ultime settimane abbia fatto registrare timidissimi segni di ripresa e un leggero incremento degli ordinativi, appare ancora in una situazione di sostanziale stagnazione. Sono ormai davvero poche le voci che ostentano note di ottimismo, crogiolandosi sul fatto che si sarebbe arrestata la discesa verso il basso. Al contrario, tutte le grandi vertenze, solo per rimanere nella nostra realtà, a partire da quelle di Porto Marghera che riguardano la chimica, la meccanica, sono in fase di stallo e dunque di ulteriore complicazione, stante il fatto che il prolungato blocco degli impianti, come oggi per esempio si leggeva a proposito della Vinyls, consumano ogni giorno un ulteriore arretramento, non solo sui volumi complessivi della produzione, ma rendono più complicato uno sbocco positivo delle vertenze stesse. Sul sistema industriale veneziano e veneto si scarica in modo consistente la mancanza di politiche industriali nazionali da parte di un governo che non sa, non vuole, non è in grado di definire una strategia di contrasto alla crisi. Ma è sul versante sociale che la situazione si presenta davvero allarmante. Cresce ulteriormente il tasso di disoccupazione, il più alto degli ultimi 10 anni, nonostante moltissimi abbiano rinunciato a cercare un lavoro. Da settembre 2008 a marzo 2010 si sono persi solo nella nostra regione 80.000 posti di lavoro e in tutta Italia sono circa 1 milione i lavoratori che hanno perso il lavoro. Quando l'anno scorso dicevamo che 700.000 persone sarebbero state espulse dalla produzione, venivamo accusati di catastrofismo, di essere dei menagrami, di non saper guardare a quello che avveniva nella realtà. Non eravamo noi i ciechi. Ciechi sono stati tutti quegli imbonitori che hanno cercato di rabbonire il Paese pensando che si potesse sostituire la realtà mediatica alla realtà effettuale. Gli avviamenti al lavoro nella nostra regione sono per l'80% con contratti precari, ma vedi, Guglielmo, Gigi, non siamo più nemmeno al precariato, come dire, tout court. Dentro questo 80% si scelgono le modalità in questa regione assolutamente più destrutturanti. Cala il lavoro a tempo determinato, mentre crescono il lavoro intermittente, il lavoro a chiamato e le false collaborazioni. Cresce la cassa integrazione ordinaria e sono ormai migliaia le aziende che sono ricorse alla cassa integrazione straordinaria. Ma ancora più preoccupante è il dato relativo alla crescita delle aziende
che entro l'anno esauriranno la cassa integrazione straordinaria o in deroga. Tutto ciò pone al sindacato il problema di come assicurare il sostegno al reddito delle persone e come contemporaneamente rilanciare l'iniziativa per una riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali. L'altra sera, che oramai solo in qualche dibattito televisivo si può sentire la voce del governo, il portavoce del Presidente del Consiglio, Bonaiuti, celebrava le sorti magnifiche e progressive di questo Paese, che dentro la crisi avrebbe assicurato a tutti quanti, negli anni passati e nel futuro, un forte sostegno al reddito. Anzi, diceva che eravamo il Paese che aveva fatto e faceva di più. Dentro quell'opera di mistificazione della realtà, basta parlare con tutti quanti i lavoratori e le lavoratrici, al di sotto di una certa soglia dimensionale, fuori da certi settori merceologici, per capire quanto oggi questi lavoratori stanno pagando e quanto pagheremo con i tagli che si preannunciano, perché già mancano le risorse per la cassa integrazione in deroga. Un quadro destinato perciò a peggiorare, stante la crisi finanziaria che ha investito l'Europa e le misure restrittive che il governo si appresta a varare. Dico si appresta a varare perché, per esempio, tra quello che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'annuncio di oggi fatto dal ministro Tremonti, abbiamo già una prima correzione della manovra. Cioè siamo una manovra a geometria, io non dico variabile, siamo a una geometria impazzita, perché non si riesce a capire più, come dire, dove si vuole e quali sono le vere partite in campo, se non una. C'è una sola certezza in tutta questa manovra finanziaria, che a pagare saranno chiamate sempre i soliti noti. Si è venuto così a determinare una situazione che, come abbiamo ribadito anche nel nostro congresso nazionale, determina la necessità di una risposta che sia contemporaneamente di risanamento della condizione finanziaria del Paese, ma che deve avere anche una proiezione verso il futuro, deve prevedere anche misure per lo sviluppo del Paese. Quando il Ministro dell'Economia si affanna a ripetere che la nostra manovra è inferiore rispetto per esempio a quella della Francia, dimentica al futuro di quel Paese, a sviluppare gli asset produttivi, perché sanno benissimo che il risanamento passa anche attraverso la crescita e il sostegno alla crescita. Non è un caso che il Paese che soffre di meno la crisi finanziaria è la Germania, che fa segnare il tasso di crescita più consistente. Si paga cioè per intero lo sconto, io penso, anche di un'Unione Europea definita solo in termini monetaristici e che non è riuscita a fare un salto sul terreno della costruzione di un'Europa sociale e politica. Io penso che bisogna accelerare questo percorso, anche se tra i cittadini europei oggi è cresciuta una diffidenza verso l'Europa. Ma come si fa? Come si può non capire che tutti quanti i messaggi che vengono lanciati non fanno mai riferimento al Paese? Quando la propaganda è noi siamo costretti a fare questo, non perché è necessario, non perché abbiamo sbagliato la politica economica, non perché abbiamo messo il Paese in ginocchio, ma perché ce lo chiede l'Europa. Qualsiasi cosa ce lo chiede l'Europa. Io penso che per questa via si fa un doppio danno, perché da una parte si occulta, come dire, il dato reale del Paese e non si manda un messaggio di speranza e di futuro al Paese, e si crea un odio anti-europeo che alla lunga rischia di far saltare l'Unione.